Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Sono molto felice di essere qui, non vi nascondo l'emozione, per questi incontri di linguistica medica e in particolare per avere qui Roberta Villa, che è medico e giornalista scientifica. Si è segnalata per il suo lavoro di divulgatrice in ambito medico, vincendo tra l'altro 2 premi alla divulgazione scientifica. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, è molto presente sui social network e tra i suoi diversi impegni e collaborazioni mi limito a segnalare quella con la Federazione Medici, Chirurghi e Odontoiatri nella piattaforma informativa Dottore Ma è vero che. È autrice di una newsletter settimanale, Fosforo e Miele, sul rapporto tra la medicina e la società, in cui tenta di mantenere un rapporto diretto con chi la segue, sganciandosi, in questo caso, allora dal vincolo degli algoritmi. E questo è un altro grande tema che stiamo sviluppando con alcuni studenti tra di noi, cioè gli algoritmi che stanno decidendo per noi che cosa vedere e cosa dobbiamo conoscere. E le lascio volentieri la parola. Grazie mille Sara. Non c'è bisogno del microfono, forse? Possiamo Mi forse sentite bene? assistere? Anche per la registrazione non c'è problema. Ok. Ok. Allora, grazie mille, grazie soprattutto di avermi invitato in un contesto umanistico, perché io sono una mancata, un'umanista mancata. Sono stata incerta fino all'ultimo se fare lettere antiche o medicina, Dai. e quando poi mi sono iscritta a medicina poi sono andata a fare la giornalista, quindi vedi che poi alla fine nella vita si ritrova. Quindi non è abituale per me avere un audience umanistica, ma sono molto felice di essere qua. Per qualunque cosa, però, qualunque cosa vi sfugga, qualunque parola io così inavvertitamente usi, che sia tecnica o che, alzate la mano perché è fondamentale che ci capiamo. Ma non credo che accadrà, perché anche la mia presentazione ha cercato di andare incontro a quello che è il lavoro che si sta facendo qua, che è un lavoro sulle parole, è un lavoro essenziale. Quindi io però le slide come le mando avanti? Vado avanti io, da qui? Ok? Mhm. Così vado avanti? Sì, Mhm. grazie. Ok. Un lavoro che, sulle parole, che è essenziale, no? Questa espressione health literacy è una espressione di cui si parla moltissimo nel mondo della salute. Secondo me se ne parla molto nella direzione sbagliata, cioè come se il problema dell'alfabetizzazione fosse solo del pubblico, dei pazienti. Io credo che invece sia importante che ci sia una alfabetizzazione reciproca, quindi che ci si capisca, non soltanto nel senso che le persone conoscano le parole o i concetti base della medicina o del mondo della salute, ma che il mondo stesso della sanità e anche della salute impari a comunicare in maniera comprensibile. Io sono un medico, faccio questo lavoro. Quando mi è capitato di dover accompagnare una persona vicina, cara, in qualche percorso ospedaliero o comunque diagnostico, è veramente da perdersi. Quindi io capisco una persona anziana o uno straniero che non conosce la lingua, ma anche semplicemente chiunque altro, le difficoltà che trova. E questo credo che poi si ripercuota su tutta una serie di problemi tra medico e paziente, frustrazione, sfiducia. Quindi credo che ristabilire o stabilire meglio una buona comunicazione eh, tra questi due mondi sia essenziale per tanti, tanti aspetti. Se vuoi andare avanti, Mhm. non devo insegnare a voi quanto le parole contino sulla narrazione che facciamo. La scelta dell'uno o dell'altra parola è fondamentale. Qui ho messo però alcuni esempi di come questo tema si concretizza nel rapporto tra scienza in generale, ma in particolare la maggior parte degli esempi riguardano il mio mondo, che è quello della medicina, e il pubblico. Per cui se per esempio il vaccino, come è successo durante Covid, viene etichettato come siero, che di per sé non è una cosa dannosa, perché il siero non è un veleno, il siero è stato anche una cura che ha salvato tante persone, no? Dalla difterite, dal tetano.
solo che non è un vaccino, è un'altra cosa, ma chi usa questa parola la usa con un'intenzione, poi ci torneremo, così come usare l'espressione carne sintetica, cibo artificiale, così come dirsi informati da una parte, ma dall'altro etichettare le persone come Novax. È qualcosa che se io ti dico, se tu mi esprimi un dubbio e io ti etichetto come Novax, questa espressione già stigmatizza, porta con sé tutta una serie di conseguenze nella nostra relazione, no? Mi viene in mente una volta che ero a un festival, tanti anni fa, era proprio il momento clou 2016-2017, quando poi è stata approvata la legge Lorenzin, e io parlavo a un pubblico molto generalista, perché era un festival in piazza, no? E a un certo punto si è unito a me un medico e politico che doveva sostenere le ragioni dell'obbligo e ha cominciato in maniera molto aggressiva a parlare. E si è alzata una signora in fondo dicendomi: stia zitto lei, faccia parlare la signora che è una mamma, no? Che sarei io. E lui le ha risposto: lo so benissimo chi è lei, è un antivax, stia zitta. Cioè, questa mi stava ascoltando con molta attenzione. Etichettarla come Novax ha bloccato la possibilità di un colloquio. Però tornando proprio alle parole, penso per esempio, un altro esempio è quello degli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è stata una battaglia in Italia contro tutto ciò che riguarda questo mondo. È bastato modificare la sigla riferendosi ai prodotti modificati con una nuova tecnologia che si chiama CRISPR-Cas9, chiamarli TEA, e allora le stesse persone che hanno bloccato gli OGM in Italia, va benissimo TEA. Vabbè, stavolta la scienza ha sfruttato questo sistema di usare un'altra parola per aggirare una resistenza ideologica, no? Ieri c'erano due meteorologhe nella lezione che facevo al Master di Comunicazione della Scienza e mi dicevano anche tra meteo e clima le persone fanno confusione, no? Quindi la scelta delle parole, vi dico una cosa ovvia, ma è essenziale. Avanti. Sì, appunto, ieri parlavo al Master di Parma e quindi ho richiamato il tema della Coldiretti che ieri ha sfilato a Parma contro l'EFSA, quindi contro l'agenzia incaricata per sua vocazione di trovare le prove scientifiche e garantire la sicurezza di qualunque prodotto sia introdotto sul mercato europeo. E infatti fa questo lavoro anche sulla carne coltivata e la carne coltivata non sarà approvata finché non ci saranno prove scientifiche della sua sicurezza, ma fare una manifestazione contro EFSA perché faccia questa cosa è chiaramente strumentale, è qualcosa che non ha senso rispetto al tema, no? Significa soltanto strumentalizzare un tema scientifico a scopo politico, che è esattamente quello che abbiamo visto durante la pandemia, quello che abbiamo visto in tante occasioni. E questo ha dei danni enormi sulla percezione del pubblico rispetto alla scienza, anche attraverso la percezione rispetto agli scienziati, e quindi poi ha tutta una serie di conseguenze a catena. Se vuoi andare avanti, niente, chiamare la carne coltivata o sintetica fa la differenza, perché noi abbiamo una percezione del rischio nei confronti di tutto ciò che percepiamo come artificiale, come creato in laboratorio, molto maggiore rispetto a quello che consideriamo naturale e quindi sano, anche se poi non sempre questa correlazione è esattamente così. Un'altra parola che durante la pandemia abbiamo visto usata a sproposito, ma non a sproposito a caso, anche qui per portare avanti una narrazione, è il termine di endemico. Non so se vi ricordate, si diceva quando il virus diventerà endemico, basta, non ce ne preoccupiamo più, no? E ci sono delle malattie che fanno un sacco di morti e che sono endemiche a casa loro. Il termine endemico significa semplicemente che circola continuamente nella popolazione, che non provoca quelle ondate che mettono in difficoltà i servizi sanitari perché
gli organismi non hanno mai incontrato questo virus, come è accaduto quando è arrivato il coronavirus le prime settimane. Ma questo non significa che queste malattie endemiche continuino a essere importanti problemi di salute pubblica. Qui ne ho elencate alcune: la tubercolosi, la malaria, l'HIV, febbre gialla, le meningi, sono tutte malattie endemiche, ma questo non significa che siano innocue. Ma chi usava questa parola per dire di Covid tra poco non ci dovremo preoccupare più, e forse anche questo ha contribuito a farcelo dimenticare. Siero o vaccino, ve l'ho accennato prima, questo è un elemento che secondo me è veramente importante, perché allora anche tante testate serie, che sicuramente non volevano strumentalizzare la cosa, spesso hanno usato, soprattutto nei titoli o nei sommari, la parola siero, sia perché qui mi trovo forse più a mio agio, mi capite meglio, no? Cioè c'è un problema oggettivo di lunghezza di un titolo, e quindi se proprio non ci sta la parola vaccino, metto siero, che è un po' più corta. Ma anche perché il giornalismo italiano ha questo terrore, è proprio un veto assoluto di usare delle ripetizioni. Quindi se hai messo vaccino nel titolo non lo puoi mettere nel sommario e viceversa. È cosa che in altre lingue mi sembra sia meno forte, no? Io leggo l'inglese di solito, vedo che la stessa parola viene riutilizzata, se quella è la parola. Vaccino non ha un sinonimo che possiamo usare, è stato usato come sinonimo antidoto, anche quella è un'altra cosa, no? Ehm, e quindi questo perché preoccupa? Non perché, voglio dire, possiamo anche metterci tutti d'accordo che chiamiamo siero, lo usiamo come sinonimo di vaccino e buonanotte, ma il punto è la narrazione che c'è dietro, no? Se vuoi andare avanti, se voi cercate la parola siero riguardo ai vaccini o sierato, come dicono loro, trovate solo contenuti svianti, contenuti che chiaramente ostili ai vaccini, no? Addirittura questo che diceva, scusami, no, questo che diceva addirittura spiega come mai le persone vaccinate emettono dei segnali Bluetooth, no? Però ecco, questo non dice mai vaccinati, dicono sempre sierati, perché questo è il modo proprio per etichettare le persone. E questo perché? Allora, questa non è una cosa scientifica che vi sto dicendo, questa è una mia convinzione. Io sono convinta che il cinema, i fumetti abbiano fatto molto in questo, nel senso che c'è tutto un filone di fantascienza in cui c'è lo scienziato più o meno matto, più o meno cattivo, che crea questi sieri sperimentali con cui ci sono quelli che diventano tartarughe ninja, quelli che diventano squali. Questa in fondo è una foto tratta da questo nuovo film Substance, Mhm. che io non ho ancora visto, con Demi Moore, ma mi sembra che ci sia sempre anche lì un siero sperimentale che produce queste conseguenze, no? Quindi usare questa parola va oltre, cioè non comunica solo il significato esatto della parola. Un siero, quindi potrebbe essere siero secondo il vocabolario, è anche un liquido organico, non è necessariamente solo quello che intendiamo noi in medicina, sperimentale, ma alla mente della persona l'espressione siero sperimentale rimanda a tutta questa cosa. Se poi è pure genetico, come il vaccino RNA messaggero, siero genetico sperimentale è qualcosa che trasforma il nostro DNA e che rischia di trasformarci in zombie, come sono tanti film horror di questo tipo. E nel caso specifico di Covid, questo cortocircuito linguistico, ideologico, non so come chiamarlo, ha portato a delle conseguenze anche curiose. Non lo dico con disprezzo, perché come dicevamo prima, io capisco molto le paure delle persone, soprattutto durante Covid, quando questi vaccini sono arrivati rapidamente, non si è spiegato bene perché hanno potuto arrivare così rapidamente, quindi insomma, senza nessun giudizio, però è un fatto che diciamo, le persone ostili al vaccino chiamavano siero i vaccini e invece invocavano il plasma iperimmune per curare la malattia al posto dei vaccini stessi. Allora, ho bisogno a questo punto di spiegarvi in due parole cosa vuol dire vaccino, cosa vuol dire plasma e cosa vuol dire siero. Il vaccino è un prodotto che stimola il tuo organismo a produrre degli anticorpi, diciamo anticorpi in generale, no? Quindi una persona vaccinata è come se avesse incontrato la malattia e quindi ha dei suoi anticorpi
contro questa malattia. Ed è un'immunità attiva, vuol dire che mantiene questa conoscenza che gli deriva dall'aver incontrato questo finto germe o germe ucciso o germe modificato, ok? Questa è un'immunità attiva. Se noi togliamo al sangue le cellule, quindi i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, abbiamo il plasma, cioè abbiamo la parte liquida del sangue. Quindi resteranno dentro in questo liquido tutte le cose che normalmente ci sono nel sangue, quindi certamente gli anticorpi di quella persona, più tutta una serie di ormoni, le sostanze nutritive, tutto quello che può esserci. Questo ancora si può coagulare. Se noi togliamo anche la parte che coagula, cioè tutte le proteine che provocano la formazione dei coaguli, abbiamo il siero e anche questo siero sarà ricco di tutti gli anticorpi che ha quella persona. Ok? Perché c'è questa confusione? In passato, prima che avessimo tanti vaccini contro tante malattie, era molto usato il siero, in particolare il siero di cavallo. Infatti, se voi guardate per esempio a Siena, dove è nato la Sclavo, dove è stato un grosso centro di produzione di vaccini, ci sono tanti cavalli, no? Spesso c'è questa associazione anche in India e così, ma vabbè, questa è una mia. Perché da questi cavalli molto robusti si mettevano a contatto con dei germi che per loro erano innocui, per esempio il Clostridium tetani, e quindi questi cavalli producevano degli anticorpi contro questo tetano. E allora dal loro sangue venivano proprio fatti dei prelievi di sangue, veniva preso il sangue, veniva estratto questo siero che veniva somministrato alle persone che per esempio erano a rischio di aver contratto il tetano. Ok? Questo prodotto però capite che non era molto sicuro perché comunque noi introducevamo delle sostanze che provenivano da un altro animale, quindi il rischio comunque di creare delle reazioni, poi nel siero ci sono dentro tante sostanze che possono creare delle reazioni immunitarie e quindi via via questo prodotto è stato sostituito quando noi siamo stati in grado di produrre delle immunoglobuline, cioè di produrre in laboratorio gli anticorpi proprio specifici contro il tetano, oggi se uno si fa male e va in pronto soccorso, gli vengono dati degli anticorpi specifici contro il tetano. Intanto guardo il pediatra per sapere se non dico qualcosa di scorretto. E degli anticorpi specifici contro il tetano che bloccano nel caso in quella ferita ci fosse qualche batterio che potrebbe creare il tetano, questo li blocca, ok? Il plasma iperimmune è stato usato durante la pandemia, i primi tempi della pandemia, perché si è partiti da un ragionamento, cosa che si è fatta in molti altri casi, con Ebola, quando c'è una malattia contro cui non hai difese, alla fine quello che tu puoi fare è prendere una persona che è guarita, no? E estrarre il suo plasma e somministrarlo ad altri, sperando che gli anticorpi presenti in quel plasma possano guarire. Questa cosa però non è semplice come la vogliono raccontare gli anti-vax, perché tu devi aspettare che una persona sia guarita e stia bene al punto da poterti donare il suo sangue. Devi averne delle quantità, quindi devi avere tante persone guarite e sane e che hanno avuto una risposta importante, non tutti ce l'hanno. Devi avere una compatibilità col ricevente, devi trattare questi prodotti perché siano sicuri, devi essere sicuro di non trasmettere l'HIV o altre malattie insieme al plasma. Quindi quando gli antivax dicono ah, bastava prendere il plasma dei guariti e si risolveva il problema di Covid, non è vero e non è che non ci abbiamo provato. Ci hanno provato in tanti, hanno anche fatto degli studi e hanno anche visto che i vantaggi che si potevano ottenere con questo trattamento rispetto alla complessità e ai rischi che comportava, tutto sommato non era così vantaggioso. Adesso io ve l'ho spiegato in maniera scientifica, spero chiara, ma se voi caricate tutti questi concetti di ideologia, di emozioni, di paure, di ostilità,
L'altro giorno ero a Venezia, ho fotografato un cartello con scritto: non crederete mica che i medici vi dicano la verità o la televisione vi dicano la verità. Cioè, di quello scetticismo lì, di quella sfiducia lì, allora anche tutto questo ragionamento è già complesso, è difficile che qualcuno lo possa capire, no? Quindi abbiamo Heather Parisi che fa cicale, cicale, cicale col siero assassino, che chiama siero assassino i vaccini anti-Covid, e viceversa, il povero dottor De Donno, che aveva sinceramente in buona fede creduto alla possibilità di salvare i suoi pazienti col plasma iperimmune, è diventato a un certo punto talmente un martire, talmente un simbolo, no? Anche per gli anti-vax, e poi alla fine, vabbè, si è tolto la vita, ma non sappiamo che non si collegano mai i fatti della vita a questi gesti, perché nessuno di noi sa dentro nella mente delle persone poi qual è la spinta ultimo, che cosa porta a questi gesti. Però questo è considerato un martire, no? E questo non aiuta la comprensione. Ecco, vorrei tornare al mito del naturale, no? Ve lo dicevo prima. Noi abbiamo proprio è molto intrinseco nella nostra mente pensare che tutto ciò che è naturale sia sano. Non so se riuscite a leggere tutti la vignetta. Eh, è banale, ma se pensate, è qualcosa che tutti noi pensiamo. Make America Healthy Again, cosa vuol dire? Fai tornare l'America sana, ma a quando? A quando la mortalità cardiovascolare era il doppio di oggi? A quando c'erano le epidemie di poliomielite che sterminavano i bambini che non potevano uscire di casa d'estate? Cioè, noi abbiamo, allora, un po', forse questo mi potete aiutare voi umanisti, il mito dell'età dell'oro c'è da sempre, fin dai tempi più antichi. Però nella nostra società che ha visto questo forte distacco dal mondo della natura, per cui noi siamo convinti che tutto ciò che è naturale sia tranquillo. A me è molto colpito, adesso faccio una piccola divagazione, qualche tempo fa girava mh, eh, questo paradosso per mettere in evidenza anche la paura delle donne, dicevano: ma preferiresti incontrare in un bosco, preferisci incontrare un orso o un uomo, no? E anche le mie figlie, un orso, come un orso? Cioè, un uomo, bene o male, può anche capitarti che sia una brava persona, no? Un orso dovrebbe farti più paura. Invece anche un po' Walt Disney ha fatto la sua parte in questo. Abbiamo quest'idea che tutto ciò che è selvatico in fondo sia buono, sano e sicuro, e questo non è sempre così. Vi metto l'attacco della voce naturale sul mio libro che ricorda come era naturale la cicuta, era naturale la peste, sono naturali i terremoti, gli tsunami, eppure non è che fanno tanto bene alla salute, no? Tutte queste cose. Mi sembra evidente, ma credo che nel vostro studio già lo sappiate, quindi che le parole hanno tanti livelli di significati. Vi dico delle cose ovvie, scusate, sono abituata a parlare con i medici, per cui non è così chiaro questo, ma le parole portano con sé tutta una serie di significati impliciti ed espliciti, a cui poi, un po' come nell'infezione, no? Conta il virus o il batterio, l'agente infettivo, ma conta molto anche la condizione della persona. Lo stesso agente infettivo può essere letale per una persona e essere ben tollerato dal sistema immunitario di un altro, no? E così una stessa parola, uno stesso concetto, la stessa identica frase detta nello stesso modo può produrre degli effetti diversi in persone diverse. Perché? Perché tutti abbiamo i nostri bias cognitivi, penso che questo tema lo conosciate, quindi ciascuno ha il suo bias di conferma, per esempio, no? Io faccio sempre l'esempio, siccome avete visto la mia linea, cioè io se trovassi uno studio che dice che mangiando cioccolato dimagrirò, vivrò 100 anni, magari cioè, tendo a crederci di più che non ad altri, no? Ma scherzando, a parte gli scherzi, è evidente che ciascuno di noi ha una sua identità di base, ha delle sue credenze che magari gli sono state trasmesse in famiglia, ha un senso di appartenenza a un certo gruppo. Per esempio, tornando al discorso degli anti-vax, più noi parliamo di anti-vax,
più li identifichiamo come un gruppo, più loro si sentono, si identificano in questo gruppo e creiamo dei danni gravi davanti a delle persone che magari hanno semplicemente dei dubbi e sono state esposte appunto alla disinformazione e hanno bisogno solo di essere rassicurati, no? Ognuno ha dei valori individuali diversi. Mi ricordo uno studio che era uscito qualche anno fa, sempre parlando di vaccinazioni, per esempio, sapete che negli Stati Uniti, soprattutto la vaccinazione contro il papillomavirus, è stata molto ostacolata soprattutto dai gruppi molto religiosi, no? Perché collegavano la vaccinazione contro il papillomavirus al fatto che le ragazzine poi fossero più precoci nella loro attività sessuale. E avevano chiesto a una serie di famiglie di compilare senza sapere che si parlava di vaccini, una graduatoria dei valori che ritenevano prioritari e per quelle famiglie che poi non volevano vaccinare le figlie contro il papilloma, la prima parola che mettevano, la più frequente, era purezza, che non è un valore principale che a noi verrebbe in mente, no? Quindi ci sono dei collegamenti nelle nostre menti, nelle nostre, eppure psicanalista oltre che pediatra, per cui io quando dico queste cose continuo a guardare lì, spero di non dire, no, spero di non dire cose scorrette, scherzo. Però certamente anche le esperienze personali, no? Per esempio, tante volte ci rendiamo conto che il fatto che alcune persone abbiano avuto, per esempio, siano state vittime loro o i loro cari di errori medici o di un comportamento scorretto da parte di qualche medico, poi comporta tutta una serie di atteggiamenti nei confronti della salute, per esempio anche dei vaccini, indipendentemente dal fatto che quello che è capitato non c'entrasse niente con i vaccini, proprio perché viene meno quella fiducia nei confronti dell'istituzione sanitaria. Che sapere non basta, lo vediamo tutti, no? Pensate a quanti medici fumano, non è che non sappiano che cosa fa male il fumo. Il vino, tornando al discorso di Coldiretti, cioè Coldiretti si preoccupa che si garantisca in maniera assoluta che non c'è nessun rischio correlato alla carne coltivata, però non vuole che si dica quello che è dimostrato, cioè che l'alcol è cancerogeno. Poi il vino, uno vuol bersi il bicchiere di vino, siamo a Udine, ho paura. Cioè, benissimo, però lo deve sapere, come uno che fuma sa benissimo che quello che fa non fa bene alla salute, no? E quindi anche qui c'è un po' una contraddizione che deriva proprio dal fatto che il vino, l'alcol fa parte della nostra cultura e della nostra identità, e la carne coltivata in laboratorio no. Gli insetti fanno parte di certe cucine di altri paesi e per altri paesi sono assolutamente normali, a noi provocano disgusto perché non fanno parte della nostra cultura, però poi ci facciamo lo spritz con l'Aperol che all'inizio adesso si usano coloranti artificiali, ma si faceva con il colorante tratto da insetti. E quindi magari i loro nonni bevevano lo spritz con gli insetti dentro. Quindi dobbiamo davvero sempre distinguere quello che è identità e quello che è dato scientifico, ma soprattutto nel comunicare dobbiamo uscire dall'idea, questo vale soprattutto per i divulgatori, non per voi che studiate questi temi, che sicuramente ne siete ben al corrente, spesso c'è ancora un po' quest'idea, si chiamava il deficit model della comunicazione scientifica, no? Che a volte, secondo me, è interpretato un po' come deficient model, cioè pensare che gli altri siano deficienti. Cioè, tu non aderisci, non vuoi gli OGM, non vuoi il nucleare, non vuoi, non so, la carne coltivata, basta che io, è solo perché non le sai le cose, te le spiego e mi aspetto che dopo che te le ho spiegate, tu le capisci e quindi la penserai come me. E non funziona così, non funziona così. Ormai è ben chiaro che questo modello è totalmente sbagliato, cioè bisogna coinvolgere le persone e via via in un dialogo, quindi ascoltandole seriamente, non facendo finta, via via arrivare a delle scelte che possano essere condivise e accettate dalla popolazione, perché se poi tu fai il riso con la vitamina A che ha una protezione nei confronti delle malattie degli occhi per i paesi asiatici dove c'è questa carenza,
e nel frattempo non prepari la popolazione al fatto che questo prodotto OGM non solo è sicuro, ma può fare molto bene ai loro bambini, avrai un rifiuto. E allora a quel punto lì tanto valeva fare la scoperta scientifica, no? Se non hai qualcuno che la usa. Allora, veniamo a un tema che immagino sia vostro, quindi spero di... le metafore. Le metafore noi le usiamo tantissimo nella comunicazione scientifica, perché ovviamente sono uno strumento importante, molto utile, però naturalmente ogni metafora porta con sé il rischio di trascinarsi dei significati che non sono quelli che noi vorremmo. È capitato proprio con l'effetto gregge, quello che come noi chiamavamo quel fenomeno per cui in una comunità se più del 95% delle persone, per esempio, sono vaccinate contro il morbillo, quel 5% che non lo è per età o perché è fragile o perché per qualsiasi ragione, resta protetto in qualche modo dalla presenza di tante persone vaccinate. Questo valore varia a secondo dei diversi virus, delle diverse malattie e varia anche a secondo poi delle vaccinazioni, perché non tutte le vaccinazioni danno questo effetto protettivo sugli altri, no? L'antitetanica protegge solo te. Però questo tema e questo fatto di usare questa espressione immunità di gregge, che è la traduzione italiana del herd immunity inglese, è stata tradotta così, anche se herd è più la mandria e altre cose, cosa fa? Fa sì che nella nostra, puoi spostare, che nella nostra cultura l'idea del gregge non è un concetto neutro, è un concetto che si porta dietro, siete dei pecoroni, andate dietro tutto quello che vi dicono. La pecora nera sono io che ragiono con la mia testa, mi informo da chi dico io e non seguo il gregge. Quindi l'uso di questa espressione, che per chi ha studiato medicina ai miei tempi era normale, perché nessuno di noi si faceva questi problemi o pensava alle persone cosa potrebbero aver capito, però invece poi nel momento in cui cade questo stesso seme sulla mente di qualcuno che è già ostile per altre ragioni, viene poi sfruttato. Quindi se tu parli di effetto gregge, oggi c'è sempre qualcuno che ti risponde in questo modo, no? Quindi è meglio parlare di immunità di gruppo o usare altri termini. Un'altra metafora che è stata molto usata durante la pandemia, invece, è stata quella dello tsunami. Ed effettivamente, se noi ci ricordiamo quelle prime settimane, l'impressione è stata quella, no? Soprattutto nei pronto soccorsi c'era fisicamente questa percezione del mare di persone che arrivavano e che il servizio, il sistema non riusciva a contenere. Però se vuoi andare avanti, questa parola, anche questa, ha degli effetti, ha dei significati che possono trarre in inganno. Perché se noi parliamo di tsunami, noi davanti a uno tsunami non possiamo fare niente, non possiamo fare altro che scappare. Quindi questo da un lato dà un senso di ineluttabilità, di impotenza e quindi diciamo anche scoraggia le persone dal fare qualcosa per cercare o paralizza o scoraggia perché tanto non c'è niente da fare e non è così, no? Quindi, per esempio, no, vai pure avanti, una metafora che è stata trovata più adeguata è stata quella dell'incendio, perché l'incendio da una piccola scintilla, cioè da una persona contagiosa, puoi contenere l'incendio in un piccolo spazio e lo puoi contenere proprio facendogli il vuoto intorno, no? Con i frangifiamme, quindi con la distanza che serve a evitare la diffusione del contagio. E lì tu puoi spegnere, puoi contenere, da un certo punto di vista è più efficace. Poi sicuramente ci saranno degli altri significati per cui non va bene neanche l'incendio, ma insomma, ecco, è importante per noi che facciamo comunicazione della scienza, sempre, cioè noi le usiamo le metafore, ma sempre con molta cautela, ecco, perché pensare che possano a volte portare oltre. A me capita spesso di dire, questa è perfetta, poi dire, no, perché poi allora uno pensa che non è quello che voglio dire io, ma è un attimo, no? Puoi fare queste conseguenze.
Un tema importantissimo, molto studiato durante la pandemia, ma già presente prima della pandemia, era l'uso delle metafore belliche. La crisi, la situazione di crisi estrema di quel momento ha favorito naturalmente il proliferare di queste metafore, che però c'erano già in medicina, vai pure avanti. E c'erano già in una maniera totalmente neutra, cioè quando i medici dicono che un tumore è invasivo, non pensano all'invasione di uno stato, quando diciamo che il sistema immunitario attacca il virus, cioè noi non ci pensiamo in questi termini, però soprattutto questo tema è emerso soprattutto in relazione alla lotta contro il cancro, alla guerra contro il cancro, nel momento in cui molti pazienti hanno espresso un senso di disagio nell'essere raccontati o nel raccontarsi come un campo di battaglia, cioè parlare in questi termini, davano anche ai bambini dei videogame, quando avevano la leucemia, dei videogame per lottare contro le celluline del cancro, e tu perdi, e cioè questo senso di un campo di battaglia sulla tua pelle è disturbante per molte persone, no? E quindi, scusami, vai pure avanti, e quindi di questo si è discusso. Poi c'è anche il tema del paziente guerriero, no? Che ha vinto la lotta contro il cancro, allora quelli che non l'hanno vinta non sono abbastanza coraggiosi, non sono abbastanza forti. Di questo si è parlato moltissimo, però ripeto, non vale solo per il cancro. Nel caso della pandemia, il linguaggio è stato in più confermato dalle immagini, cioè quello che noi vedevamo era un generale che decideva le cose, i camion militari, i posti di blocco dei militari che impedivano alle persone di entrare e uscire da certe zone. E quindi la percezione di essere in uno stato di guerra, per noi che non la conosciamo, la guerra vera, e quindi diciamo potevamo pensare da quello che c'era, percepire questa sensazione. E questo ha delle conseguenze in termini di gestione, perché comunque il linguaggio bellico per sua natura è divisivo, cioè significa dire noi e loro. Continuare a parlare in termini bellici significa sempre, per esempio, i cinesi che ci hanno portato questo virus e noi, oppure all'interno delle nostre società i positivi asintomatici sono gli untori, quelli che sono vaccinati, poi dopo nella fase successiva e quelli che non lo sono. Questa divisione non aiuta certamente la gestione della malattia. Poi no, scusa un attimo ancora, sicuramente c'è stato, potrebbe aver contribuito questo, dico sicuramente, ma non ho i dati, ma insomma, questo potrebbe aver contribuito sul disagio in termini di salute mentale, sull'ansia, sull'insonnia di tante persone, anche tante persone anziane, no, che si sentivano, magari avevano vissuto davvero la guerra e questo rievocare questo periodo potrebbe averle turbate, ma indipendentemente da quello, anche per chiunque, no? Abbiamo visto anche i ragazzi quanto hanno sofferto, e per qualcun altro questo linguaggio ha anche un significato diverso, cioè quello di dire se siamo in uno stato di guerra, allora tutto è consentito, allora non ci sono più le tutele della democrazia, come io non posso uscire di casa o uscire dalla mia regione. Se vale tutto, allora questo è un modo, questo parlare di guerra è un modo per usarci, per superare le nostre, i nostri diritti costituzionali, vai pure avanti, proprio per sospendere la democrazia, esercitare un controllo sociale. Questa percezione che già serpeggiava ai tempi del lockdown, eccetera, ma che in Italia, soprattutto il primo lockdown, è stato in realtà vissuto da tutti in maniera sorprendentemente disciplinata. Questa percezione è stata molto, molto rinforzata con l'obbligo vaccinale, col Green Pass, perché chi si è sentito obbligato
a un gesto come quello di vaccinarsi con un siero genetico sperimentale, sierogenico sperimentale, ha vissuto questo affronto come qualcosa, non solo per la paura di per sé del vaccino, ma proprio come una sospensione delle libertà individuali. Sappiamo che normalmente non si può imporre un trattamento sanitario, no? Ci devono essere delle condizioni particolari. In quel caso la condizione era la necessità di salute pubblica. Però insomma da lì poi su questo si è scatenata tanto malessere sociale. Quindi questo io non credo che sia stato fatto apposta, no? Perché in quel momento si è usato il linguaggio militare perché era effettivamente una situazione di emergenza senza precedenti. Però che tutto questo abbia contribuito a un clima di un certo tipo, questo forse ci credo di più. Due parole sulla percezione del rischio, perché appunto tu mi dicevi, ecco, è molto chiaro in medicina, ma anche in altri ambiti, come il rischio oggettivo, ne parlavo ieri appunto con le meteorologhe, il rischio oggettivo che deriva dalla probabilità che si verifichi un evento, dalla sua gravità, quindi dall'impatto che può avere e anche dall'esposizione della persona a questo evento, ehm, è solo un fattore di come noi lo percepiamo, cioè perché poi c'è un fattore che aumenta o diminuisce questa nostra percezione del rischio che dipende da altri elementi. Se vuoi andare avanti, e questo addirittura hanno fatto questa legge, questo fattore in più è chiamato outrage in inglese, cioè è quello che rende più o meno offensivo, tra virgolette, voi forse trovereste una traduzione migliore della mia, per cui un evento ci fa magari più paura di un altro, anche se è meno, effettivamente ci danneggia di meno, no? Prima ho fatto vedere, c'era nella foto c'era un periodo in cui c'erano una serie di attentati abbastanza ricorrenti a Londra e io avevo mio figlio che viveva lì e quando la mattina capitava questa cosa, io disperata subito gli scrivevo, no? Perché un evento drammatico come un attentato, anche se colpisce solo 2 o 3 persone su tutti i milioni di abitanti di Londra, subito aumenta la tua percezione del rischio. E lui tutte le volte mi diceva: Mamma, ma io rischio molto di più andare in giro in bicicletta a consegnare le pizze che non il rischio che io sia proprio in centro, in un punto sensibile dove può capitare una cosa del genere. Ma a me come mamma spaventa di più l'idea di un evento catastrofico di cui si parla in televisione, no? E così questo è l'elenco. È un elenco messo a punto da questi esperti di fattori che rendono più o meno offensivo e quindi ci fanno percepire come maggiore o minore un rischio, per cui come dicevo prima, qualcosa che è naturale, noi lo percepiamo come più accettabile, no? Per cui la malattia in fondo è qualcosa di naturale, va bene, il morbillo l'abbiamo fatto tutti, è anche qualcosa di familiare che fa parte della nostra, tra virgolette, tradizione e quindi siamo disposti ad accettare i rischi del morbillo che pure sono importanti, più di quelli del vaccino che sono 1000 volte inferiori, ma su cui non abbiamo un controllo. Perché? Perché non sappiamo cosa c'è dentro, perché è un prodotto fatto a livello industriale e quindi il fatto di non avere il controllo su quello che iniettano a mio figlio ci fa aumentare tantissimo la percezione di rischio di questi prodotti rispetto alla malattia che invece in fondo abbiamo fatto tutti, no? Ma poi ci sono tanti altri elementi. Niente, qui ho messo soltanto alla fine delle brevi istruzioni per l'uso, questo diciamo per voi come pubblico, cioè come orientarsi nella disinformazione medica. Vi raccomando di stare in guardia da qualcosa che in Italia è molto forte e che è il principio di autorità, cioè tu prendi un professore, lo metti in televisione, basta che ci abbia davanti il prof e che sia maschio anche, perché questo aiuta, e qualunque cosa dirà, ah, ma l'ha detto un professore in televisione. Non è così che funziona, cioè durante la pandemia abbiamo visto molti professori dire delle cose che non stavano in cielo né in terra, proprio perché
La medicina è ampia, ha tante specialità e un anestesista non sa niente di virologia, non può dire che il virus è clinicamente morto, ok? È una cosa che non esiste. Quindi quello che conta sono i fatti, non sono i dati, i risultati scientifici, non le opinioni anche autorevoli. Non è mai neanche uno studio che cambia le cose. Quando leggete, uno studio dell'Università della California dice che, vabbè, è uno studio. La conoscenza scientifica è un puzzle fatto di tanti pezzettini piccoli. Ogni studio ti dà un pezzettino. A volte può dirti che quello lì diventerà tutto nero o a volte è la finestra di un palazzo tutto bianco, ok? Quindi bisogna stare molto attenti a dare peso a un singolo studio. C'è una quando si parla di evidenza scientifica e di consenso scientifico, si intende qualcosa, se vuoi, di un po' impalpabile, ma che sono gli elementi, i fatti su cui la stragrande maggioranza della comunità scientifica ormai è concorde. Per cui non ha senso adesso mettersi a finanziare un nuovo studio che dimostri che il vaccino del morbillo, se il vaccino del morbillo provoca l'autismo, perché abbiamo condotto molti studi su centinaia di migliaia di famiglie e non c'è proprio nessun indizio, quindi non è che uno può andare avanti tutta la vita o a buttare risorse su un tema che non ha nessuna ragione d'essere, no? Attenzione che l'eccesso di informazioni può disorientare più della disinformazione o della mancanza di notizie. E niente, tutti abbiamo i nostri bias cognitivi, compresi gli scienziati, quindi tutti possiamo sbagliare sempre e tutti dobbiamo avere anche l'umiltà di accettare che possiamo aver sbagliato e riconoscere quando abbiamo sbagliato. Questa è l'home page di Dottore Mai Vero che è il sito cui tu accennavi, in cui cerchiamo di fare proprio questo. È un'equipe multidisciplinare in cui ci sono dei medici, ci sono dei giornalisti, ci sono dei comunicatori, degli esperti di comunicazione e cerchiamo di rispondere alle domande più comuni che vengono dal web, ma anche dalla società, sempre non portando l'opinione di qualcuno, ma portando i dati scientifici che andiamo a cercare, a esaminare e tutto. Grazie mille. Come tempi ci siamo? Sì, 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 sì. Allora chiudiamo forse la condivisione. Intanto grazie, grazie davvero. Allora apriamo alle domande, intanto direi relative alla comunicazione stessa. Intanto, quindi posso tornare un attimo a una slide in Certo. particolare che era, oh, aspetta che ho perso questa qui. Questo, cioè il fatto che un'informazione possa essere in qualche maniera creare delle difficoltà, La forse puoi percezione del spiegarla meglio, rischio, la questa percezione è del proprio la rischio, sì. percezione del rischio, cioè, come dicevo, ehm, facciamo l'esempio di Coldiretti, cioè il vino sicuramente è cancerogeno, ma la percezione di questa pericolosità è diminuita dal fatto che è un prodotto familiare, comune, che determina una nostra identità culturale, che ha dei valori sociali, socializzanti. Allora cosa faccio? Non bevo più. Io che da qualche anno non bevo più, adesso sono stata una settimana a Venezia e quando vai che tutti prendono lo spritz, anche se a me non piace, è difficile, no? Perché ti trovi un po' in difficoltà. Quindi ci sono tutta una serie di fattori che contribuiscono a farci percepire un rischio come più o meno elevato. E questo è il cambiamento, cioè per cui la sigaretta è il fattore, diciamo, di malattia prevenibile che potrebbe prevenire il maggior numero di malattie, di morti, eccetera, sulla faccia della terra. Eppure tanta gente fuma, tanti medici fumano. Perché? Perché non percepiscono questo rischio profondamente, lo sanno razionalmente, ma non lo percepiscono così forte
Perché? Perché è familiare, perché è volontario, perché nessuno me lo impone. Poi magari invece il rischio che ti viene imposto, per esempio l'antenna sulla casa di fronte, anche se non hai delle prove che possa essere davvero pericolosa, però tu la vivi come un outrage, la vivi come un'offesa. Ah no, loro mettono a rischio la mia vita, Mm. mettono loro l'antenna, ma sotto ci sono io. Non l'ho scelta io come la sigaretta e quindi lo percepisco come più pericoloso. Non so se mi sono spiegata. Certo, ci sono altre curiosità, anche online, se qualcuno vuole partecipare con qualche domanda riguardo alla comunicazione. Allora, intanto così per incoraggiare, io avrei una domanda riguardo al controglossario, Mm, intanto perché, allora, io dicevo, confesso, quando ho letto controglossario, la parola contro mi ha colpito, ho attribuito inizialmente un'intenzione quasi polemica. Quindi un controglossario rispetto a termini che potevano essere sentiti come troppo opachi. Poi invece leggendo il testo ho notato che la parola contro poteva forse avere anche un altro significato, cioè è un glossario dove ogni parola è affiancata a un opposto, comunque una parola che potrebbe essere simile per significato, ma non è esattamente la stessa cosa. sì. Allora la curiosità è intanto se ho capito giusto e poi perché hai sentito la necessità di scrivere questo libro. Allora, hai capito giusto nella seconda versione, quindi l'idea è quella di andare a vedere se noi quando usiamo, proprio per quel discorso di ristabilire un rapporto medico-paziente, no? L'idea mi è venuta da un episodio personale, perché poi tutti, diciamo, abbiamo queste cose, no? La narrazione personale, poi alla fine è quella che ci guida. Una volta mia cognata aveva una polmonite, no? E mi disse: No, ma io ho una broncopolmonite, è molto più grave della polmonite. Faccio, ma non è che la broncopolmonite è più grave della polmonite? No, perché anche bronco, non è solo polmonite. E proprio si era impuntata su questa cosa, no? E questo poi io parlando con i medici, tutti ridono. Ma le persone non sanno che la broncopolmonite non è più grave della polmonite. E allora ho detto, ma tu pensa a quanti equivoci ci possono essere su delle parole o dei concetti, perché poi ho un po' esteso il tema, che noi non percepiamo nello stesso modo. Appunto, per le persone naturale vuol dire sicuro. Non è così, no? E allora ho cercato così, devo dire, poi la ragione anche del libro era anche di fare una cosa leggera. Infatti, se l'hai letto, vedi che è scritto in modo leggero, ci sono tante storie, tanti aneddoti, è molto illustrato perché è stato scritto proprio sulla scia dell'uscita da quel periodo terribile della pandemia, i primi anni in cui io mi sono anche emotivamente sono stata un po' provata e quindi avevo voglia di uscire da quell'ambito lì, no? Però il senso è proprio quello, dico, vabbè, allora parliamo di comunicazione tra medici e pazienti, possiamo cominciare almeno a intenderci sulle parole, perché se tu, medico, mi dici che ho la broncopolmonite e io penso che è più grave della polmonite che avevo, c'è già un problema, no? Mhm. Se io adesso non mi vengono in mente altre parole, apri a caso, Congestione, questo sono congestione, impegnato, la congestione. esatto. E gli italiani si fanno colpire dall'aria. Esatto, cioè questa cosa della congestione, per esempio, cioè ogni famiglia è una cosa veramente curiosa, no? Voi dopo quanto tempo potevate fare il bagno da bambini? Ogni famiglia ha una regola, no? E ogni famiglia ha una regola che è tassativa, cioè se sono 3 ore e mezza non possono essere 3 ore e 20, se sono 2 ore non possono essere 2 ore e un quarto. E quello che è buffo è che non c'è nulla in medicina che stabilisca questa regola, no? Eppure è una delle cose che nelle famiglie italiane è più consolidata e che crea anche un sacco di guerre in famiglia poi quando ci sono l'unione tra le due culture, no? Perché allora da una parte, un ramo della famiglia fa il bagno, quell'altro no, i cuginetti perché loro possono entrare in acqua, io devo stare qui a morire di caldo, eccetera.
E questo è buffo, no? Perché la parola congestione non vuol dire quello in medicina e non c'è questa cosa. È chiaro che ci sono dei malori improvvisi che possono avvenire, soprattutto però al contrario, cioè se tu tieni 4 ore sotto il caldo un bambino al sole e poi lo butti nell'acqua fredda perché sono passate le 4 ore, è più facile che stia male o che anche senza l'acqua fredda abbia un colpo di calore. Per esempio, il colpo di calore, adesso forse se ne comincia a parlare, ma quando io avevo i bambini piccoli questa cosa qui, noi stavamo in spiaggia, l'unica cosa importante era non mangiare prima di andare in acqua, no? Mhm. E questo è per dire, è un qualcosa che se tu vai da un medico e dici ho avuto una congestione, stai usando un termine che non c'è in medicina. Mm. Un'altra cosa, scusami, adesso vedo Certo. cura. Questo è importante, cioè, questa invece è una cosa seria. Adesso scherzavo sulla congestione, questa è una cosa seria. Cura è qualcosa di diverso in italiano e in inglese, voi che siete linguisti e traduttori. Cioè, in italiano curare non vuol dire guarire, vuol dire curare, vuol dire prendersi cura. E quindi quando dire non c'è più cura è incurabile, non c'è niente che, non è che sia incurabile. Può essere inguaribile con i mezzi che abbiamo, ma in termini di cura c'è sempre molto da fare. Quindi tutto il tema delle cure palliative, per esempio, Mhm. di cui parlo, si collega a questo. Perché tu, se tu dici a una persona non c'è cura, è diverso che dire non abbiamo dei farmaci in grado di garantirci la guarigione, no? E così, adesso... Allora, hai anticipato una Sì, mia domanda, dopo te ne farai un'ultima e dopo sì, passiamo alla tavola sì. rotonda. C'è un esempio tra gli altri che ho trovato molto interessante, cioè quando hai sottolineato il fatto che nella letteratura scientifica esistono dei termini che però non sono passati nel linguaggio comune e facevi l'esempio di heat exhaustion, cioè che è un termine, noi abbiamo diverse parole che creano degli equivoci e tu hai fatto l'esempio di un termine che però non è passato e quindi ha delle Eh conseguenze. sì, appunto, Quali sono? tornando al colpo di calore, Sì. no? Cioè, noi usiamo solo il termine colpo di calore, invece se tu vai a vedere, ci sono delle fasi, dal lieve malessere al colpo di calore grave, che ti fanno capire quando è il momento, per esempio, assolutamente di andare all'interno, di raffreddare una persona che è stata esposta al caldo, eccetera. La mancanza, come sempre, ci sono altre parole che, cioè, le parole si portano dietro dei concetti, no? Io cito sempre due cose che a me interessano molto, per esempio l'empowerment. Perché in italiano noi non riusciamo a tradurre la parola empowerment? Il mio obiettivo nel mio lavoro, l'obiettivo del mio lavoro è l'empowerment di chi mi ascolta, cioè di dargli quelle conoscenze che diano il potere di fare delle scelte libere, responsabili e consapevoli, ok? Ma in italiano questa parola non si può tradurre. Perché? Perché il concetto di potere in italiano ha sempre una sfumatura negativa, no? È difficilissimo, almeno io, se mi aiutate traduttore a trovare una traduzione, io non l'ho mai trovata. Engagement, ingaggio, no? Non lo so io come si In traduce, no? francese, engagé, c'è qualcosa Hai di simile, capito? Ma in però sì, in italiano, boh, italiano è difficile, sì. accountability non è la responsabilità. In inglese c'è la responsibility e l'accountability. In italiano c'è solo la responsabilità, che è poi alla fine lo scaricabarile delle responsabilità. Non è che io rendo conto di quello che ho fatto, è un po' diverso, Mhm. no? E quindi secondo me la mancanza, secondo me, non posso dirlo a voi, io parlo sempre come se parlassi ai medici, ma voi queste cose le avete ben chiare. ehm, la mancanza di una parola spesso riflette la mancanza di un concetto in una lingua, no? E quindi, Diventa importante. certo, Va bene, allora direi che intanto ci fermiamo qui, passiamo allora alla tavola rotonda, direi. Grazie intanto davvero, grazie a voi. Roberta Villa. E apriamo allora la tavola rotonda con Cristian De Lorenzo che si unisce a noi. Allora, io inizio citando un documento che è stato pubblicato di recente, cioè la Carta di Udine sulla umanizzazione delle cure, e al centro di questa umanizzazione c'è
la comunicazione con il paziente. Christian, tu sei consulente letterario in un centro ospedaliero e io personalmente non conoscevo questa figura professionale, mi pare di capire che è abbastanza nuova. È E unica. è unica. Ecco, volevo chiederti, sei l'unico al mondo? Esatto, Al esatto. mondo? Sì, sì, al mondo. È Allora, nuova perché è inesistente. ecco, È un allora, Apax. un Apax, benissimo. E tu, Roberta, ti sei occupata, mi pare, più di comunicazione istituzionale, cioè con il grande pubblico. Vi sembra che cosa sta cambiando? C'è qualcosa che sta cambiando? A livello così, atteggiamenti, qualcosa, un'attenzione diversa? Io ho notato un cambiamento, per esempio, all'interno della comunicazione istituzionale. C'è stato un grande fermento, per esempio negli anni 90 con il linguaggio chiaro, poi qualcosa si è un po' affievolito intorno verso gli anni 2000 e poi devo dire anche l'esperienza della pandemia ha rivitalizzato un po' questa attenzione alla comunicazione istituzionale. Avete la sensazione che stia cambiando qualche cosa a che livello? Ma io ho la speranza, Mhm. la sensazione già oltre. Sicuramente percepisco un maggiore interesse a livello magari formativo di contesti ospedalieri, però per me è un po' difficile, stando nel mezzo delle cose, avere uno sguardo così esterno da Mm. poterlo dire. Magari tra decenni si potrà dire. Sicuramente alcuni contesti che conosco, e poi cioè, ho anche, come dire, un punto di vista Particolare, sì. sì, particolare anche Forse un po' all'interno. privilegiato, perché Esatto, stavo per ovviamente dire è Quindi privilegiato. magari un ospedale che addirittura si prende un consulente letterario, è evidente che ha un'attenzione forse a questi temi diversi. La mia impressione è che in Italia il tema del rapporto proprio medico-paziente sia molto condizionato dalla situazione generale e dalla qualità di vita professionale dei medici, oltre che da tutta quell'ostilità che dicevo prima da Mhm. parte dei pazienti, quindi non sarei così ottimista a livello italiano, però non Devo so. essere più realisti che... Non lo so, poi per carità c'è maggiore consapevolezza. Mhm. Questo sì, anch'io penso che ci sia maggior consapevolezza. Però c'è c'è tanto da anche, fare. e c'è anche un rischio, che è il rischio che io noto e che è la cosa che spesso mi impaurisce, è che le medical humanities vengano utilizzate come uno strumento indiretto e poco etico a livello politico per far vedere che si stanno mettendo a posto delle cose, ma laddove poi non si aggiunge, non si agisce su elementi e problemi di tipo strutturale di organizzazione del lavoro in sanità. Cioè, Tu vedi un quindi, rischio, beh, sì. sì, cioè che diciamo la battaglia etica, tra virgolette, in realtà sposti alcuni problemi strutturali e politici Strutturale. molto forti. Mhm. Parlando allora, di comunicazione con il paziente, una parola che è emersa diverse volte è quella, per esempio, del medichese, cioè l'uso del lessico. Ne abbiamo parlato prima anche c'è stato qualcuno che durante il laboratorio di medicina narrativa parlava del problema del termine. Quindi è un po' anche la comunicazione, la conferenza di Roberto era un po' su quello, cioè l'uso del termine nel rapporto, in che maniera può essere positivo o negativo, cioè io ho visto, cioè una disciplina che ho conosciuto, io non sono specialista, ed è la socioterminologia. Ci sono alcuni colleghi come François Godin, parlo per la parte di francese, Valérie Delavigne, una collega Chiara Preite che si occupa di questo, che notavano come anche in medicina, in particolare Valérie Delavigne si occupa di medicina, c'è un bisogno del termine per certi aspetti, cioè il fatto di assistere a determinati fenomeni nel proprio vissuto, nel decorso magari della malattia, c'è bisogno del termine per dare un nome alle cose e quindi paradossalmente la persona si rilassa. Questo devo dire che mi ha sorpreso. Ma forse questo, scusa, non so se Mm, era rivolto al... Allora, questo è vero nel senso che credo che sia il senso liberatorio che arriva con una diagnosi, no? Pensa a una persona con una malattia rara che magari per anni cerca magari rischia di non essere compresa o di non essere creduta, eccetera, e finalmente ha un'etichetta
per dire no, io ho questa malattia, ce l'ho davvero, non mi sono inventato tutto. In questo senso penso che possa essere liberatorio. Che il termine gergale aiuti, credo che aiuti di più forse i medici. Anche, cioè non dimentichiamoci che quello che noi critichiamo tanto, cioè della barriera che a volte c'è nella comunicazione, per alcune categorie di medici può essere anche una difesa, no? Perché soprattutto chi deve affrontare delle malattie molto gravi, penso ai rianimatori, penso agli oncologi. La mia impressione, ma sto parlando proprio soltanto così, da persona che ha contatti, ma che a volte ci sia anche il desiderio un po' di proteggersi, di nascondersi dietro a un linguaggio che fa il noi e il voi, cioè noi in fondo ci diamo forza anche attraverso un linguaggio, e se io uso un termine difficile che tu non capisci, non sono troppo costretto a spiegarti cosa vuol dire, perché se ti dico... Infatti, per esempio, io quando io stavo in ospedale, no, c'era tutta una serie di ulteriori termini, per esempio, non so, carcinoma si scriveva K, oppure la metastasi è un secondarismo, cioè si usano tutta una serie di termini per non farsi capire, in teoria a tutela del paziente, ma magari anche a tutela propria, finché non sei proprio costretto a parlare col paziente di certe cose, no? No, io lavoro con una serie di professionisti della salute ospedalieri. L'obiettivo è quello di lavorare allo stesso tempo sulle competenze individuali, ma sui contesti entro cui ciò avviene, perché comunque ogni comunicazione avviene in un contesto più ampio, in una serie di contesti. Quindi questo può essere un esempio di applicazione, di applicabilità. La medicina narrativa potrebbe essere appunto legata a questo. Poi dovrei capire meglio, ecco perché. Però c'era anche l'infermiere in questo caso. Perché, per esempio, però diciamo che la medicina narrativa comunque non è una tecnica di comunicazione, ecco. Questo è un approccio che può avere anche degli effetti sulla comunicazione e sulle comunicazioni. Comunque le comunicazioni sono plurime, cioè noi tendiamo a isolare nella rappresentazione delle relazioni terapeutiche la relazione medico-paziente, che è solo una piccola parte di tutte le infinite comunicazioni che ci sono in medicina e nell'ambito sanitario. Cioè è un po' una relazione privilegiata nelle nostre rappresentazioni. Forse perché è anche quella più potente per tutta una serie di aspetti culturali e anche concreti, però non è l'unico contesto comunicativo. Infatti, per esempio, quello che mi dice sulla presenza degli infermieri mi fa pensare al fatto che nell'annuncio delle bad news e delle mauvaises annonces in francese a livello sanitario, per esempio quando si deve annunciare una malattia grave, quello che viene fatto è costruire almeno una relazione triangolare, cioè dove ci sia medico-paziente e un'altra figura sanitaria, perché le informazioni possono circolare in maniera diversa e per evitare anche, ad esempio, il problema, tra virgolette, del medichese, che è un problema il medichese nel momento in cui il linguaggio tecnico specifico viene usato in un contesto che non è adatto a quel tipo di comunicazione lì. Se noi leggiamo il Decameron di Boccaccio, ci sono già delle prese in giro dei medici che parlano con quel linguaggio lì, usando per esempio il latino. All'epoca il linguaggio tecnico era il latino, in contesti che non andavano bene. Allo stesso tempo, il linguaggio tecnico e scientifico è quello che permette invece di fare delle cose. Per esempio, quando dicevi delle diagnosi, io penso a quanto possa essere difficile arrivare a una diagnosi di endometriosi. E nel momento in cui poi e quanto possa essere lunga, nel momento invece in cui poi ci si arriva, ci sono anche tutta una serie di soluzioni terapeutiche che invece permettono di fare delle cose. Dunque, secondo me anche nell'aspetto comunicativo, non quello della comunicazione con un grande pubblico, ma della comunicazione nella salute in sanità, sugli stati di salute o di malattia,
il fatto di riuscire a vedere la relazione tra linguaggi e contesti è qualcosa di profondamente importante, perché lo stesso termine in un contesto diverso viene percepito o come gergo oppure come un qualcosa invece di funzione d'uso. Se ci sono due medici che parlano o se devono scriversi in cartella clinica, le parole che altrove possono essere percepite in altro modo avranno la funzione di velocizzare la comunicazione, quindi di Le rendere sigle, più efficace. sì. Quindi c'è tutto il focus cioè di come il contesto e il linguaggio funzionano insieme, quindi una nozione d'uso del linguaggio. Quindi l'infermiere che tu nominavi è stato definito, tra le altre cose, per esempio, un mediatore spontaneo, per esempio, avere la terza figura che può fare un po' da ponte nella comunicazione, dicevi, tra il cosiddetto medichese e magari interpretare, mediare magari questo contenuto e quindi la situazione cambia, tu dici, nella gestione, per esempio, la comunicazione di notizie difficili, per esempio, in un decorso di... Non ho detto precisamente questo, perché non vorrei dare la rappresentazione che il medico è solo colui che all'interno della relazione terapeutica usa medichese. Certo. Cioè, Sì, non sì, no, volevo dire questo, ecco. esatto, sì, Ecco. chiariamoci, sì, 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 sì. cioè che la triangolazione anche dal punto di vista emotivo Mhm. può funzionare. Se tu, per esempio, hai davanti soltanto una persona, è molto probabile che tu possa anche avere un po' una crisi persecutoria, buttargli addosso della rabbia, che se nei due invece circola e si può dire. Quindi, cioè, non è per forza legato al Mhm. linguaggio, può Al essere anche linguaggio, proprio una cosa sì, psicologica, emotiva. il contesto relazionale che Mhm. modifica. Se noi siamo in tre a parlare, non è come se siamo in due, Certo, al di là di ciò che diciamo e di come lo diciamo. Cioè già è un'altra impostazione. Eh, direi che siamo qui a rappresentarlo. sì. E, Anche forse nelle reazioni di negazione, sì, perché tu me lo dici, ma chi sei tu per dirmelo? Cioè, quindi magari se c'è un'altra persona che io magari sento più vicina a me, come tendenzialmente l'infermiere spesso è più vicino al paziente, questo può aiutare. può aiutare. Che questo è stato fatto a livello francese, a livello di Istituto Superiore di Sanità francese, cioè l'HAS. E Mm. quindi cioè, sarebbe vietato in Francia fare annunci di malattie gravi senza la presenza di almeno due professionisti sanitari. Interessante. Dal punto di vista operativo, quindi Sì, anche le sì, sì, sì. risorse che implicano. Allora, parlavamo quindi di termini. Beh, mi viene spontaneo, diciamo, da linguista parlare di eufemismi e quindi la difficoltà, per esempio, di nominare certe cose, quindi questo ha a che fare con dei tabù. Una collega che è intervenuta da noi, Amélie Hien, che è originaria del Burkina Faso, raccontava che nel suo contesto di origine, lei è naturalizzata canadese, ma ci descriveva questa realtà del Burkina Faso per cui c'era e forse c'è ancora una difficoltà a nominare le malattie, come se le parole avessero un potere sulla realtà. E questa cosa voi la vedete nella comunicazione, per esempio, io penso, immagino nella tua esperienza, quello della piattaforma o nella formazione, c'è questa difficoltà a nominare in senso Allora, inverso? adesso forse meno, ma fino a pochi anni fa il brutto male non si poteva nominare. Mhm. Cioè, il cancro era proprio l'esempio della parola che non si poteva nominare, no? Cioè, che già nominandola in qualche modo rischiavi di avvicinarla, quindi una visione un po' magica. Quindi credo che sia qualcosa di molto istintivo, questo è molto naturale e che non relegherei soltanto magari a una cultura diversa. Certo. Però mi dai l'occasione per dire una cosa che credo sia importante. Poi, non so, forse tu hai più esperienze anche in Francia, dove c'è tanta... Cioè, un altro problema grosso è come è la differenza culturale di tante persone che vengono da mondi diversi, in cui il rapporto con la malattia e la percezione della malattia e il significato che ciascuno dà alla malattia è diverso. Quindi credo che anche questo questa sia una grossa sfida per i medici, proprio perché loro magari possono dire una cosa eh, per un occidentale o per un europeo avere un significato, per una persona di origine africana o asiatica averne tutt'altro. Quindi anche questo credo che abbia un valore, non so se ci sono delle ricerche su questo. Cioè, se ne è cominciato a parlare alla fine degli anni 70 nell'ambito dell'antropologia medica, quando Kleinman ha definito la guarigione come un fatto totale culturale.
e si è visto che all'interno della medicina ciò che accade è che la guarigione è possibile nei momenti in cui la cultura medica di un luogo, che può essere diversa, la cultura medico-scientifica di un luogo, l'esperienza personale di malattia della persona e i quadri sociali, i contesti culturali attorno a quella malattia si triangolano e si agisce su tutti e tre. Cioè la guarigione in termini antropologici funziona così. Quindi se per esempio tu hai qualcuno, c'è un esempio di questo tipo di Rita Sharon, qualcuno di cultura Hmong che pensa che l'epilessia non sia l'epilessia, ma siano gli spiriti degli antenati che sono tornati a chiederti qualcosa e tu dai un farmaco contro l'epilessia, non funziona. I sintomi permangono, proprio perché non viene mediato l'aspetto della patologia con l'aspetto della cultura. Quindi riuscire a prendere in considerazione questo è estremamente importante. Mi viene in mente un'altra cosa, una cosa che dice Cruikshank negli anni 20 del Novecento, che dice di non confondere la medicina come pratica linguistica con un essenzialismo rispetto alle malattie. Cioè, cosa dice lui? Anche lui come linguaggio scherza, eh? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui tu usi una parola per definire un quadro di sintomi, non è detto che quella parola sia l'essenza di quella malattia. Che nominare la malattia non vuol dire scoprire la malattia tipo l'America, a quel punto c'è sempre quel termine lì e funzionerà per tutta la storia, per sempre, perché si è scoperta quella malattia lì. Anche i nomi, i modi di raccontare le malattie cambiano. E quindi dire la malattia significa anche creare delle cose per quella malattia, ma possono cambiare col tempo. Un po' più terra ricordarci che ci sono dei malati più che delle malattie, no? Che ognuno poi la sua malattia può averla in maniera diversa. Che non si trasforma in un'etichetta sulla certo. persona, quindi una cosa che mi ha colpito era sempre per parlare della comunicazione, per esempio durante la pandemia, all'epoca delle comunicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'attenzione a utilizzare la parola persone e non casi. Quindi c'erano tante persone con il Covid e non casi di Covid, e quindi non ridurre magari la persona al Ma in caso. questi termini, se tu pensi come cosa vuol dire con altri fattori di rischio, cioè oppure persone fragili. Sì, abbiamo 100 morti a settimana, ma sono tutte persone fragili, oppure cioè, ho capito, però La non è che, diminuzione. che il loro valore sia, no? Sì, sì, sì. Allora, io avrei una domanda. Abbiamo parlato quindi di descrivere e narrare la cura, abbiamo parlato di termini. Io parto da questo riguardo appunto alla voce cura del controglossario. Ehm, Ci sono degli inserti nel controglossario in cui tu hai raccontato delle storie, per esempio il paziente di Berlino. E quindi vorrei chiedere a entrambi a questo punto, che cosa vuol dire per voi la narrazione? Cioè, perché è importante narrare? Allora, parto io perché io lo dico in maniera terra-terra, nel senso che è evidente, ormai si dice storytelling a proposito di linguaggio, è chiaro che noi come esseri umani amiamo le storie, le raccontiamo ai bambini, ce le raccontavamo intorno al fuoco, la storia è il modo in cui gli esseri umani si passano le emozioni, le conoscenze, eccetera, e ancora oggi comunque una storia è più interessante. Un saggio può essere più noioso se introduci delle storie, attiri l'attenzione molto terra-terra. Lascio a lui la chiusura su un senso forse più profondo. Perché siamo fatti di storie, ecco, è l'aspetto costitutivo. Siamo fatti di storie, vediamo il mondo in termini di storie e formiamo l'esperienza come si costruisce una storia e secondo me è proprio una tra le caratteristiche di noi. Ci definiamo come una storia, quindi ci raccontiamo una storia anche. Sì, sì. Sì. Percepiamo l'esperienza in termini narrativi, costruiamo relazioni in termini narrativi, c'è una centralità della storia nel nostro essere umani. Va bene. Io direi che forse chiuderei su questa nota. Bellissima chiusura. Bellissima chiusura, e quindi vi ringrazio veramente Grazie a molto te Sara, grazie a voi, grazie a tutti. e alla prossima. Va bene. Volentieri. Grazie.